Lobotka no, Lobotka vediamo di non toccarlo, perché altrimenti... Però c'è sta la voce di Çalhanoğlu che mi faceva pensare a una cosa. Io poi vorrei parlare della maglia. Cominciamo. Amici bellini, allora giusto per salutarci, perché un giorno di pausa dai video ve l'ho data e adesso dobbiamo riprendere il discorso. Ovviamente è domenica un po' per tutti, anche per quegli esperti. Roberto Righelli, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. La cosa di Lobotka la dobbiamo sfiorare perché mi mette un'ansia incredibile. Contemporaneamente però volevo darvi uno sfizio, però no, ne parliamo, perché non ci stanno proprio notizie, non se ne parla proprio della maglia, non ci sono i rumors, non ci sono i leak. Strano. E la stessa Valentina non mi risponde. Allora, Lobotka, Jasurek parlano spesso questi, giustamente Lobotka protagonista del mondiale, dell'europeo. Abbiamo concordato in passato i termini anche con il Barcellona. Già, che significa? Tu non puoi, se hai il contratto con il Napoli, aver concordato. Qua mi aspetto una nuova smentita, un nuovo tweet del Napoli. Abbiamo concordato in passato col Barcellona. Cioè, già gravissimo, illegale. Come si fa? Tu devi parlare prima con la società e poi se ti danno il permesso. Vabbè, c'è stato un cambio di allenatore, la situazione non è chiara e il Barcellona ha qualche problema finanziario, ci ha spiazzati. Capo, sanno tutto quanti che il Barcellona ha qualche problema finanziario. Vabbè, comunque non è stata ancora definitivamente, non è ancora una definitivamente pista tramontata. Vabbè, la situazione è in evoluzione. Tutti sanno cos'è un giocatore come Lobotka, lo sanno a Barcellona, Madrid ed Inghilterra. Stanislav potrà tornare a Napoli e saranno tutti contenti. Che significa questa? Cioè, contento Lobotka, sei contento tu, è contento il Napoli, è contento pure il Barcellona. Ora questa è l'opzione più probabile per lui. Il Napoli non lascerà andare uno dei migliori giocatori per una cifra bassa e sarebbe un trasferimento costoso. Allenatori specifici stanno cercando quel tipo di centrocampista, con alcuni di loro sto ancora parlando, ma non ti permettere, cioè, capito? Non ti permettere proprio. Hai un contratto, però quello ti risponde, ma tu hai detto che sono tutti cedibili, io parlo. Vedete che non ce ne usciamo più. La maggior parte degli allenatori lo vogliono, ma la chiave è come preservare i club. Questo è un agente che ha detto tutto e il contrario di tutto, veramente stranissimo. E per quanto riguarda, insomma, nello specifico, ragazzi, io leggo, no, le varie formazioni ipotetiche di Conte, cioè mettono Marin, cioè Meret, diciamo che non lo mettono in discussione. Comunque, difesa completamente cambiata, per esempio Marin, Buongiorno, Hermoso, a destra Wanderson, a sinistra ci mettono Gutierrez, poi ci mettono Spinazzola, davanti Lukaku, Chiesa. Insomma, rivoluzione praticamente 9 su 10. Gli unici che restano fissi in tutte le formazioni sono Lobotka e Anghissà. Ora, Anghissà è proprio il giocatore che Conte deve prendere, deve spremere e deve rimettere a lucido, e noi ci fidiamo che possa essere un giocatore contiano se non si prende Paolo. Ma Lobotka è l'unico che è stato il migliore in campo in assoluto l'anno scorso e nessuno lo sta mettendo in discussione. Se mettiamo in discussione Lobotka, nel senso, se diventa un uomo mercato, io mi spavento, perché di centrocampisti se ne parla poco. Ovviamente si parla molto di difesa, si parla di attacco perché stuzzica la fantasia e perché dobbiamo risolvere con Osimhen, ma il centrocampo proprio se ne parla poco, e io vorrei anche che se ne parlasse, perché se poi il modulo sarà quello che è, ok, ti servono due che fanno anche i mediani, ma se poi vuoi affrontare il discorso di un centrocampo a 5 dove una mezzala deve essere più offensiva, io il sostituto di Zielinski lo vorrei anche vedere, e quindi dovrebbe anche esserci un uomo più di qualità che detta l'ultimo passaggio, che abbia dei gol nelle gare. Attenzione, e proprio nei giorni in cui si sta parlando di questa offerta clamorosa, si sta parlando dell'interessamento del Bayern di Monaco per Çalhanoğlu, e vedo l'Inter, leggo l'Inter, i tifosi che sono spaccati, che dicono non lo so, non lo venderei mai, non lo so, però se ti danno 70 milioni, capolavoro, preso a zero, le solite cose da ragionieri tifosi che si fanno. Çalhanoğlu fa proprio il ruolo di Lobotka. Ecco perché quando ho sentito questa cosa ho detto, ma non è che poi l'Inter se me ne ha pigliato pure a Lobotka come sostituto, perché potrebbe pensarci. Çalhanoğlu è proprio quel giocatore là
che al centro del centrocampo è diventato regista puro. Ora c'è da ammettere e da aggiungere che Çalhanoğlu è anche molto alto, perché c'ha il passaggio illuminante, quello là che ti taglia tutto il campo, che Lobotka fa pochissimo, tira i rigori, tira le punizioni, è uno specialista del genere, e Lobotka non lo fa, o almeno non l'abbiamo mai visto. E insomma è un giocatore più completo, più importante, quindi non credo che se l'Inter fa muro il Bayern di Monaco viene a chiedere di Lobotka, perché potrebbe anche essere anche questo, però in Italia un Lobotka ti potrebbe fare comodo. Quindi speriamo che queste parole della gente siano lettera morta, onestamente, perché non ci sono, oggi non si parla di nient'altro, non c'è altro. Aspetto notizie, contemporaneamente aspetto novità. E lo chiudiamo proprio breve questo video sulla maglia. Mi sono divertito a fare un'ipotesi, visto che dobbiamo rinunciare al triangolino, quella è la cosa, l'unica cosa sicura è quella. Qua ci ho messo Wish al posto di eBay, ma per gioco, per divertirci, e mi sono divertito a mettere degli inserti dorati. Prima di tutto non lo so se è un rumors, se me lo sono sognato, se è una cosa, perché non ci sono leak, non ci sono rumor, però si potrebbe tornare al colletto, la metto giù là. Io non credo che questa possa essere un'ipotesi che tu diciamo, Valentini si ispira, deve essere già tutto fatto, non posso pensare altrimenti. Di conseguenza, colletto o non colletto, vedremo. E poi, ovviamente la scritta azzurro fluido qua non ci sarà, però dovrebbe essere confermatissima MSC e A7. Il Napoli con questo nuovo sistema di logo senza semplicemente la silhouette del logo. E poi mi sono messo a fare questi inserti dorati, perché è una cosa che su cui non abbiamo riflettuto. Meglio uscire dalle coppe. Un'altra cosa che perdi è la versione della coppa della maglia, quindi tu le puoi fare, perché tanto te le autoproduci, ne puoi fare 50 di maglie, però non sono nemmeno giustificate. Invece tu c'hai la differenza quando fai le coppe. Ricordate che mettere degli inserti dorati, magari lo sponsor dorato, lo fece anche la Lete, vi ricordate quell'unica volta in cui lo sponsor era dorato sulle fiamme? Era bellissima quella maglia, forse la mia preferita della Lete. E quest'anno non si può fare, a meno che non fai la maglia speciale Coppa Italia, non hai le coppe, caro mio, e quindi dobbiamo fare la maglia più bella in assoluto per la Serie A. E quindi se vuoi giocartela una cosa, per non farla proprio troppo semplice, è difficile arrivare alla bellezza della maglia dell'anno scorso, perché semplice è bello. Mi sono divertito a fare questa specie di pattern a dots, diciamo, dots nel senso a pallini, che rappresenta nella mia mente i vari continenti, le varie nazioni del mondo, perché vorrei che quest'anno veramente si possa fare quel salto di qualità e riempire lo slogan: da Napoli al mondo, facciamo una maglia nel mondo. Sto vedendo, non lo so se state vedendo, ogni tanto fanno le interviste ai vari perché ci sono gli europei, quindi ai vari tifosi delle varie nazionali. Dice, per esempio, i tifosi spagnoli quale squadre italiane conoscono e tifano, e il Napoli ogni tanto compare, cioè ci sta chi è affezionato al Napoli. E se in Spagna qualcuno dice no, però il Napoli, e se in Spagna gli fai fare la maglia, qualcuno magari se la compra o si affeziona ancora di più e vede il brand crescere. Quindi vorrei vedere le nazioni di tutto il mondo in cui arriva la maglia rappresentate sulla maglia stessa. Mi potete dire il numero, non ho potuto utilizzare quella della Serie A. Ditemi se vi piace, fatela girare questa cosa, così cominciano i leak, ognuno si copia a vicenda e cominciamo a parlare anche della maglia, perché poi dobbiamo aspettare, tra 3 giorni ci sarà la presentazione di Conte e ci saranno una serie di sviluppi in base alle domande che ci saranno. Dopodiché i rumor sono dietro l'angolo e noi saremo pronti a commentarli da New York. Valerio Fluido è tutto, like finali, questi sono video che si vedranno in pochi perché non c'è notizia. La notizia dello bot che è una non notizia, deve essere una non notizia, ma tanto ricorda solo la maglia. Quale? Dove sta? Quale maglia? E senza i giocatori dentro la maglia come...